lo pensa, qualcuno ci specula. Ecco, noi questa sera vi daremo la verità assoluta. Ma nell'universo siamo soli? Ne parliamo con Salvatore Giusa, presidente del Centro Ufologico Siciliano. Benvenuto Salvatore. Buonasera, buonasera. E allora, Salvatore, questo è un argomento che mi inquieta, perché io ho la prova assoluta. E allora, purtroppo non resistevo, me l'ha chiesto tante volte, io ho dovuto dire sì. Mago Peppe, dove sei? Mago! Signor Presentatore, sono qua insieme sì, alle bellezze della natura, qua. Le signorine mi stanno confondendo, speriamo che il gioco mi riesce. Signorine, scusate, una di voi sente l'esigenza di baciarmi? Ma Mago, lei è scema, che deve sentire l'esigenza di Ha detto ancora no. Ancora? Si è rovinato, ha detto signorina. ancora no, e non so. Allora, signorine, siccome abbiamo parlato di UFO, sì, adesso faccio un gioco ambientato nell'ufologia. Guardi, questo gioco stasera Salvatore Giusa poi non tornerà più, perché tutti state parlando... È il gioco di UFO, UFO. Guardi, allora, dobbiamo lavorare un po' di immaginazione. Sì. Con chi vuole giocare delle ragazze? Tutte e quattro, io le prendo. Le vuole fare tutte e quattro? Sì. Va bene, aspetti, io prendo un microfono in prestito. Allora, questo qua è un gioco di immaginazione. Sì. Quindi dobbiamo immaginare, io sono abituato un po' a immaginare, a giocare di immaginazione. Immagino. Allora, guardate, questo qua, immaginiamo che ci siano 1, 2 e 3 vittime, questo sia un UFO. Sì. Prendiamo l'UFO e lo mettiamo sulla prima vittima, il 3 di quadri. Sì. L'UFO come fa? Come fa l'UFO? Quello non è l'UFO che fa giù. E guardi cosa succede, prima vittima, seconda vittima, vede UFO e la prima vittima è andata. Fate un po' di stupore. E la prima effettivamente vittima... la carta è diventata bianca. Allora, abbiamo altre 2 vittime e abbiamo il nostro ufetto, l'1, il 2 e l'ufetto. UFO sul 2. Sì. Mago, lei non può fare l'astronavicella la televisione ora e la vede che fa... Perché c'è l'astronavicella che risucca. Allora, guarda che cosa succede. Vittima, qua abbiamo l'ufetto e anche la seconda vittima è andata, signorine. Anche questo? Mago, ti stanno prendendo per il culo. In questo momento una di voi sente l'esigenza di baciarmi, magari abbiamo rotto il ghiaccio. Ok, asso di quadri, l'ultima, mettiamo il vampiretto qua. L'UFO vampiro che però è appunto UFI vampiri secondo me non esistono e noi abbiamo lavorato con 4 carte bianche. Ma che bravo questo mago, baciatelo. Si rifiutano? Lo potete baciare. Allora, da questa parte Nicita è ormai più di un'ora, quasi un'ora che disegna. Cosa c'è?